Il Cotton Club, dopo una strepitosa cavalcata, prova ad allungare la striscia di vittorie consecutive, a scherzare col fuoco. È un Bacci Immobiliare che non vince da 4 giornate, ma che ha già beffato una grande. Per info, chiedere al testaccio. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 27esima di Serie A. Sì, scusate, vi devo chiedere di non muovere troppo la torretta perché mi si muove il cavalletto, grazie mille. Inizia il match con il Bacci Immobiliare in possesso di palla che attacca in maglia bianca da sinistra verso destra, risponde la capolista da destra verso sinistra in maglia nera. Rimessa per il Cotton, va subito a giocare in avanti, poi pallone smistato da quest'altra parte. Pallone in profondità che si perde lungo linea. Il lancione profondo subito a cercare la prima punta, il colpo di testa a dire di no, si può ripartire da una rimessa laterale ancora con il Bacci che si fa subito pronto nella metà campo avversaria. Il colpo di tacco all'interno dell'area di rigore, Zamperini la lascia a Santarelli che fa ripartire l'azione per i suoi. Il lancio profondo, di nuovo Cotton a fare pressione da questa parte, la recupera molto bene Blandino da questa parte. Poi il centrocampo ancora con il numero 6 in maglia nera, pallone smistato da quest'altra parte, poi Empoli la prende lui, la gira sul fronte sinistro, Blandino prova a aspettare l'arrivo di un compagno, eccolo qui Empoli, prova da fuori, tiro che viene rimpallato e ancora Bacci che però sbaglia in fase di impostazione, sarà rimessa Cotton. La rimessa dove c'è Empoli, il colpo di tacco, la conclusione da fuori di Capitan Zamperini, palla che finisce fuori. Tordella è pronto con le mani a lanciarla profonda, a cercare un attaccante, Zamperini molto bene, la recupera. Eccola qui la rimessa, ancora Blandino dietro. E può ricominciare l'azione da Capitan Zamperini. Proprio Zamperini nello scorso match, reduce da un match straordinario. Fronte destro d'attacco, il pallone che viene messo al centro, la blocca facilmente Tordella. In fase di impostazione ancora il Bacci, il tocco d'esterno da quest'altra parte dove prova ad avanzare De Simoni, viene circondato e poi Blandino ancora da questa parte riesce ad andare via due avversari molto bene, il tocco poi per Empoli. Ancora la manovra del Cotton, Zamperini a tagliare al centro verso Lefebvre che viene circondato molto bene, poi viene chiuso. In fase di impostazione Lefebvre prova a dar fastidio da quella parte, viene chiuso molto bene, fallosamente, secondo l'arbitro. E può ripartire il Bacci da un calcio di punizione, la fa subito girare molto bene da questa parte, sul pressing sfrenato, ora di Lefebvre, ancora sul mancino in fase di impostazione del centrale di difesa. Poi fronte sinistro d'attacco, nuova possibilità per il Bacci, il taglia al centro, tentativo di 1-2 che non si concretizza, molto bene Zamperini per Santarelli.
De Simoni e Placido che stanno facendo una gara di sacrificio là davanti, che pressano costantemente i difensori del Cotton. Ancora molto bene da questa parte il tocco di Zamperini dietro, ancora Zamperini, il taglio centrale di Zamperini, la palla che poi finisce sul fondo. Empoli la mette al centro sul secondo palo, lo stacco di Zamperini, viene reclamato un fallo di mano e c'è il calcio di rigore per il Cotton dopo 4 minuti di gioco. Parte Lefebvre. Con il destro, rete, aveva toccato Tordella, ma non ha potuto, troppo forte la conclusione, 1-0 Cotton. Ricomincia il Bacci Immobiliare a giocare dopo questo vantaggio su calcio di rigore, subito un fallo di mano da questa parte. Ora il servizio in verticale a cercare Placido che viene circondato. L'arbitro dice che si può ripartire da una rimessa laterale, anzi da un calcio di punizione. Si riparte da una rimessa laterale in favore del Bacci Immobiliare che ci prova subito in verticale. Svetta su tutti i Capitan Zamperini che poi la spazza dall'altra parte, ancora Bacci a Macinar, gioca a centrocampo, il tocco di Empoli sul fronte destro d'attacco dove Giordano non arriva. Ancora lì la rimessa laterale, battuta all'indietro, poi pallone che viene sventagliato, diventa una azione contesa alla conclusione della distanza che viene poi ribattuta ancora a centrocampo Giordano che poi perde il possesso. Palla che viene restituita al Bacci. Tordella ha fatto ricominciare l'azione lì vicino. Dall'altra parte e la recupera molto bene il numero 44 in maglia nera, Innocenzi, che sta giocando da questa parte. Ancora centralmente il Bacci che riesce a recuperare il possesso. Guadagna anche un calcio di punizione. Errore su un calcio di punizione, palla che viene regalata a Blandino che va con il destro e insacca, gol straordinario della distanza, 2-0 Cotton. Ancora dalla destra il Cotton fa un 1-2 terribile su un errore da calcio di punizione che è stato regalato al capolista
Giordano riesce soltanto a toccarla da questa parte, poi ancora a centrocampo la sfera che passa tra i piedi del numero 6 in maglia nera, Empoli, e poi la fa circolare nuovamente. Ancora la circolazione di palla da parte del capitano. Il lancio profondo sul fronte destro d'attacco, l'aggancio interessante di Giordano, la sponda ancora di Lefebvre, ancora Giordano, Lefebvre al centro, il Principe fa 3-0 dopo 9 minuti, Cotton scatenato. Bacci che deve assolutamente reagire in questi 9 minuti, è successo di tutto, il Cotton è riuscito a capitalizzare tutte le azioni che ha creato e prova ora ad attaccare dal fronte destro d'attacco, ancora molto bene da questa parte, la copertura da parte di Innocenzi con il sinistro, si allunga Tordella, la mette in rimessa laterale, rimessa battuta subito corta, ancora il tocco di Empoli, da questa parte il cross al centro, di nuovo Empoli che riesce a recuperarla lì molto bene, Innocenzi sulla sinistra, non la tiene. Ricomincia il Bacci. C'è il taglio centrale da parte di De Simoni, non viene visto, Empoli recupera molto bene la sfera e può ripartire da dietro. Ancora la circolazione a partire sempre da Capitan Zamperini e lui ad impostare da regista basso. Ancora Zamperini sul fronte destro d'attacco, il Cotton ancora in percussione centrale, viene messo a terra intanto un giocatore, poi il Bacci la recupera e prova a ripartire lì dalla sinistra con Placido che viene circondato da 2 avversari, viene chiuso molto bene. Rimessa ancora battuta corta, Placido prova a proteggerla. Rimessa laterale, battuta lunga, Empoli lo stop di petto, poi Zamperini la spazza lontanissimo dove Tordella la fa sua e può ripartire dal fondo. Ancora Bacci in fase di impostazione con Tombesi, il pallone che viene poi girato molto bene in profondità, anticipato molto bene dal solito Innocenzi che ora subisce anche fallo. Ricomincia subito il match con Lefebvre, ancora il tocco per Empoli in verticale sul fronte destro d'attacco, si inserisce proprio il Principe che ora prova a ricevere palla ma viene anticipato molto bene. Poi fronte sinistro d'attacco, ancora il Bacci che prova a giocarla ora con un colpo di tacco, poi recupera molto bene Zamperini, ancora il capitano. Empoli. Avanza Empoli, la gira da quest'altra parte. Giordano il tocco lì vicino, ancora per il regista del Cotton, ancora la smista dalla destra. Ancora Giordano. Cerca di convergere verso il centro. Il servizio, poi la conclusione da fuori e arriva un altro gol, il gol del 4-0, questa volta è Empoli, straordinario da fuori, il motivo di questa partita. Bacci che prova a reagire velocemente, ancora lì dal centrocampo a giocare a 2 tocchi, tutto di prima, questa volta molto bene, poi in qualche modo ancora il Cotton che la fa sua e la spazza lontano. Rimessa battuta al centro, prova ad anticipare lì il centrocampo del Cotton e Giordano può ripartire in contropiede, molto bene, viene chiuso, poi ancora a centrocampo, fronte destro d'attacco ancora per i ragazzi in maglia bianca, pallone che viene girato dalla destra, non la prende nessuno. Zamperini lì vicino fa ripartire subito l'azione. Ancora Capitan Zamperini.
Il servizio basso da questa parte, prova di nuovo il Bacci a ripartire in contropiede molto bene, una finta e lo stesso Zamperini molto bene riesce a chiudere. Poi da quell'altra parte Giordano prova ad andare in percussione solitaria, il tocco per Lefebvre, pallone che viene girato qui dalla sinistra, di nuovo la possibilità per Empoli che ha fatto vedere di far molto male da quella posizione, il cross al centro, poi il tiro, questa volta Tordella ci mette i piedoni. Ancora da fuori la conclusione che passa sotto le gambe di Tordella, arriva il gol di Innocenzi, 5-0 Cotton. Scatenato il Cotton in questi primi minuti, ora commette anche un fallo a centrocampo. Rimessa laterale, battuta a ripartire da Santarelli, poi Nolano a centrocampo, il servizio c'è un velo ma da questa parte non arriva nessuno. Rimessa battuta lunghissima, il colpo di testa di Innocenzi, poi la palla che arriva da quest'altra parte. Possibilità ancora per il Bacci, che fa circolare la sfera all'interno della propria metà campo, non trovando mai il pertugio giusto perché la densità che fa il Cotton è veramente straordinaria. La conclusione da fuori, Santarelli la blocca in due tempi. Lo stesso Santarelli che lancia profondo lì dalla destra dove trova puntualmente un compagno che converge verso il centro, carica Tordella, poi Lefebvre, ancora Lefebvre che prova a girarsi in mezzo a due, la protegge, la scarica fuori, Giordano cerca lo spazio per calciare, viene messo giù, calcio di punizione. Parte Nolano con il destro, palla che finisce alta. Si può ricominciare con il Bacci in possesso di palla, il lancione profondo, la sponda lì davanti, ancora Cotton che la recupera con Giordano, il destro, la palla che finisce fuori. Il lancione profondo questa volta a cercare là davanti il solito Placido, che viene circondato puntualmente dai due centrali del Cotton, che ora iniziano a farla girare, partire da Zamperini, il tocco un po' rischioso, dove lì c'era proprio l'attacco del numero 13 in maglia bianca, il cambio di gioco dall'altra parte, l'aggancio di Lefebvre, in area di rigore viene chiuso. Cross al centro, tagliato fuori, lo stacco di testa di Zamperini, non la prende, la sfiora soltanto. Rimessa laterale il colpo di testa, poi molto bene in questa fase Santarelli. La prende lui, fa ripartire l'azione dal solito capitano, che poi la gira sulla destra, poi Nolano. Ancora capitano Zamperini. Empoli da questa parte, il cambio di gioco dall'altra parte. Giordano il tocco, ma la palla è finita fuori.
Rimessa battuta lunga, cerca la protezione di palla l'attaccante in maglia bianca che viene circondato fallosamente, chiuso. Diversi giocatori sul pallone, il tiro che viene rimpallato dalla difesa, ancora Caponetti che cerca di giocarla lì vicino, viene circondato non fallosamente secondo l'arbitro. Inizia a farla girare nuovamente il Bacci sulla tre quarti avversaria. La conclusione da fuori che viene ribattuta molto bene, possibilità di contropiede, ancora Lefebvre per Empoli che da questa parte il grandissimo intervento. Poi da parte di Tordella. Lefebvre lascia sfilare per Empoli che ci prova e finisce fuori la sua conclusione. Fronte destro d'attacco, ci prova il Bacci che in fase di impostazione ha avuto non pochi problemi con un Cotton che va sempre a pressare altissimo gli avversari. Ora sul fronte destro molto bene il recupero da parte del numero 44 in maglia nera che viene circondato e chiuso fallosamente. Lo stesso Innocenzi che fa ripartire l'azione da Zamperini. Nolano. La palla filtra molto bene Lefebvre. La palla rimane fuori ora sul fronte sinistro. Hanno sempre il pallone pulito i giocatori del Cotton. Riescono sempre ad averla meglio sui contrasti. La fisicità di ragazzi in maglia nera in questa fase della partita sta decisamente compromettendo il piano di gioco del Bacci. Ancora Bacci in possesso, lancione profondo sul fronte sinistro, l'anticipo impetuoso da parte del centrale, la palla che va a finire tra i piedi di Giordano che con il sinistro la scaglia ma finisce fuori. Rimessa questa volta battuta corta in mezzo a due avversari, prova ad andare via, ancora il regista del Bacci sul fronte sinistro, pallone lanciato troppo lungo. Santarelli, ancora Blandino, il tocco vicino per Nolano, Zamperini, la muove Zamperini, aspetta il taglio, eccolo qui, Lefebvre che viene anticipato molto bene, poi da un impetuoso intervento del centrale che la gioca subito a centrocampo dove il numero 4 in maglia bianca può girarla dall'altra parte. Fronte sinistro d'attacco, cerca di giocare da questa parte con Tombesi, poi la gira ancora dalla destra. Molto bene il recupero palla, poi Nolano ad uscire fuori da una situazione complicata. La profondità invece dell'attaccante in maglia nera riescono ancora a giocarla molto bene. I giocatori del Cotton a farla circolare a partire da Zamperini. Fronte destro d'attacco, pallone che viene messo al centro. La prende nessuno, poi ancora pallone utile, Giordano, il taglio al centro, la copertura all'ultimo secondo, la conclusione ancora di Giordano, questa volta si allunga molto bene Tordella. Cross sul secondo palo, lo stacco di testa di Zamperini, palla che finisce alta. Bacci di nuovo in possesso. Progressione centrale, la copertura molto efficace di Blandino, poi Santarelli a ricominciare, la palla che viene spazzata lunga e filtra tra le braccia di Tordella che la fa ripartire
rapidamente, subito Blandino a coprire da quella parte il lancio centrale, lo stop di petto da parte del capitano in maglia bianca, circondato da Nolano. Ancora da quella parte la circolazione di palla da Placido, lo stesso Placido che si abbassa molto spesso, ora viene anticipato in questa occasione a cercare di prendere palla perché non gli arrivano palloni puliti al centro dell'area. Nolano la fa girare molto bene. Zamperini, avanza Zamperini, il taglio centrale di Zamperini, al centro Lefebvre, pallone di nuovo conteso da Tombesi, poi dall'altra parte ancora il Bacci a farla girare, centralmente non arriva Placido. Ancora molto bene a circolare la palla il Cotton Club, il taglio centrale, Blandino che si inserisce centralmente, viene chiuso, poi un retropassaggio rischioso, pallone che viene spazzato, poi Nolano a centrocampo a contendere la sfera da questa parte, provate a farla filtrare Tombesi. Nolano, Zamperini, il tocco d'esterno centralmente, prova a prendere posizione l'attaccante in maglia nera che poi viene circondato e viene chiuso molto bene. Ancora poi sul fronte sinistro d'attacco, nuova opportunità per il Bacci, 1 contro 1, molto bene. Lì dalla sinistra il cross che viene messo al centro. Una delle prime occasioni queste qui in cui il Bacci si fa vedere nella metà campo avversaria. Ora calcio di punizione da ottima posizione. Placido sul pallone, va lui con il destro, Santarelli la prende, poi pallone conteso nell'aria e palla fuori. Rimessa per il Bacci, battuta corta lì vicino, ancora doppio passo interessante da questa parte, Santarelli si allunga e poi un difensore svetta via il pallone. Vedo che fischia alla fine della prima frazione di gara, 5-0 per il Cotton. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Batterà il Cotton. Empoli il tocco al centro. E ancora possesso palla per il Cotton che muove subito la sfera all'interno della metà campo avversaria. Con Capitan Zamperini la porta avanti lui. Aspetta l'arrivo di un compagno, ancora Zamperini. Difesa del Cotton veramente molto alta, adesso Nolano. Ancora Nolano. Il taglio al centro poi da questa parte. Sfera che viene allontanata molto bene. Zamperini. Nolano. Avanza Nolano, il taglio da questa parte, ha provato a toccarla, poi lì l'attaccante in maglia nera che poi aspetta l'arrivo di un compagno, Empoli che si abbassa a far ricominciare l'azione da Capitan Zamperini che poi rischia qualcosina e alla fine subisce anche fallo. Opportunità per il Bacci. Va Caponetti con il destro, Santarelli in calcio d'angolo. Il Bacci che batte velocissimo lì dalla bandierina, possibilità, palla messa al centro, ancora Santarelli. Ma di nuovo corner.
Ancora Bacci, il cross sul secondo palo, sfera che poi viene recuperata molto bene dall'altra parte e la progressione del giocatore del Cotton, il lancione profondo spazzato, via. Zamperini, Empoli, ancora Empoli, il taglio centrale, la sponda poi dell'attaccante e calcio di punizione. L'indiziata a calciare sembra essere Nolano, va con il destro, la mette nell'angolino e leva le ragnatele. 6-0 Cotton. Guarda questa parte, il tocco di prima da parte di un giocatore del Bacci e il retroguardia del Cotton in scioltezza. In palleggio Zamperini, ancora il capitano. Zamperini, il taglio centrale, ancora molto bene recupera il Cotton a muovere la sfera. Ancora i ragazzi in maglia nera. Si fa vedere a centrocampo un compagno. Rimessa battuta corta lì, il palleggio interessante da questa parte che favorisce poi l'inserimento di un compagno. Ancora Placido. Il cambio di gioco dall'altra parte, poi molto bene ancora Zamperini a spazzar via Nolano, non la prende, va ancora a pressare. Pallone scodellato. Punizione per il Bacci che cambia gioco da quest'altra parte. Al volo molto bene, poi Placido non riesce a girarla verso la porta. Santarelli. Innocenzi. Empoli scambia ancora con Innocenzi. Poi Zamperini. Pallone giocato lungolinea da questa parte dove Nolano la gioca ancora all'indietro. Zamperini. Prova ad impostare, questa volta viene chiuso il suo passaggio. Ancora circolazione da parte dei giocatori del Cotton. Lancione profondo lì sul fronte destro d'attacco, molto bene questa volta la copertura, poi per Placido. La gioca il Bacci, tutto palla a terra. L'inserimento centrale, poi avanza sul fronte destro d'attacco un compagno, palla messa al centro, la spazza via molto bene. C'è Nicolà. Rimessa laterale, battuta al limite dell'area. Lato corto, ancora il Bacci che prova a macinare da questa parte, nuovo calcio d'angolo. Ennesimo calcio d'angolo per il Bacci. Cross fuori dall'area di rigore. Sfera che viene agganciata molto bene. Cercano lo spazio per la conclusione da questa parte. Sperati.
Ora la progressione centrale, Placido non riesce ad arrivare, viene fischiato un calcio di punizione per un fallo di mano. Va Caponetti con il destro potentissimo, vibra tutto, palla che finisce alta. Santarelli rinvia lunghissimo la sfera a cercare Lefebvre che riesce a metterla giù, si coordina e sfiora il palo. Bacci lancia profondo ora a cercare l'inserimento di un esterno. Lancione profondo, lo stop di petto. Ancora a macinar gioco da questa parte. La pressione lì sul fronte sinistro, guadagna un calcio di punizione la squadra di casa. E si può avanzare da questa parte, riesce a coprire molto bene, a giocarla lì da Lefebvre, ancora c'è Nicola da quella parte, con il destro, palla che finisce fuori, nuovamente, grande occasione ancora per il Cotton. Il Cotton pressa altissimo gli avversari, Zamperini. Il centrocampo ancora è tutto in maglia nera. Cambio di gioco da questa parte che favorisce però Lefebvre che viene circondato, perde il possesso di palla. Ancora da questa parte il capitano in maglia bianca prova ad avanzare, calcia con il mancino, conclusione che finisce fuori. Una delle poche occasioni del Bacci, ci prova sempre Placido. Il lancio profondo da parte di Santarelli, Lefebvre la mette giù, prova a girarla sul secondo palo, l'anticipo impetuoso da quella parte, l'arbitro lascia proseguire, c'è una a terra, ora ottimo l'anticipo, poi Empoli d'esterno, il tocco per Nolano che avanza centralmente, la gira sulla destra, molto bene, Lefebvre, accarezza la sfera Lefebvre, in mezzo a due, riesce a metterla al centro, poi palla che viene spazzata fuori. Rimessa battuta corta, Empoli prova di prima a sorprendere la difesa avversaria. La blocca Tordella. Lo scavetto sotto il colpo di testa. Nuovamente Bacci in possesso. Rimessa battuta lunga, poi ottimo il centrocampo, ancora del Cotton a recuperarla, l'attacco di Nolano da quella parte, falloso però. Punizione battuta lunga, il cambio di gioco da quest'altra parte, Zamperini svetta altissimo, poi pallone che viene utilizzato sulla tre quarti, il tiro rimpallato, sarà calcio d'angolo. Intanto c'è un'espulsione. C'è un'espulsione. È stato espulso Cardinali.
pronto a batter la punizione dall'altra parte, palla che finisce fuori. Zamperini, cambio di gioco dall'altra parte. Fronte destro d'attacco, nuova possibilità per il Cotton che ora è anche in superiorità numerica, il colpo di testa impetuoso, arriva il gol del 7-0, Lefebvre. Bravo Fabri! Bravo Ale! Dai, oh! Gioca, dai, andiamo a pressare! Oh, dai! Bacci che gioca ora da questa parte, ancora il capitano, poi pallone che viene spazzato lungo, il colpo di testa di Zamperini all'indietro. C'è da mezzo, non là, allarghiamo poco, Capito? Non la metti così dentro, metti male, Ricca. Poi, va bene. Dai, fallo. 2-4. Scusate, gol che è stato segnato da Barbarella. Rimessa laterale, battuta corta lì vicino, prova a difendere la sfera Placido. Avvia molto bene ad un avversario, poi viene contrastato, recupera ancora il Cotton che ora in superiorità numerica ha degli spazi siderali, ancora Empoli che va via due avversari molto bene, lo scarico fuori, di nuovo ancora per Empoli, poi fuori molto bene Placido che prova ad andare via da solo, si muove ancora molto Placido con il destro, Santarelli che si allunga. Pallone che viene ancora recuperato dal numero 9 in maglia bianca, contrastato e calcio di punizione. Va Caponetti con il destro, Santarelli che esce proprio lì davanti, la mette in rimessa laterale. Rimessa battuta corta, Placido prova a difenderla lì, in quella fase viene circondato, si gioca secondo l'arbitro, tutto regolare, ancora poi Cotton che prova a recuperarla, è un pallone conteso, quasi possibilità di contropiede sempre da parte del Cotton, poi Tordella da questa parte, il Bacci che cerca di farla circolare, il lancione profondo da questa parte dove Placido viene circondato, spinto da Zamperini, punizione. Sperati, rincorsa lunghissima con il destro, colpisce la barriera, ancora la coordinazione, il tiro Santarelli che blocca, che lancia poi lunghissimo a cercare un colpo di testa là davanti, ci prova Lefebvre che poi spinge. Da questa parte Placido, taglia il campo Placido. Fronte destro d'attacco, ancora Bacci che può avanzare, cercano un 1-2 lì vicino. Poi ancora dalla destra salta via un avversario, ancora di forza, veramente molto bene e di nuovo calcio di punizione. Va Tombesi con il sinistro, Santarelli giù molto bene sulla ribattuta, ancora di nuovo il tiro, poi di nuovo la girata e Santarelli in due tempi la fa sua.
Ottimo il recupero, di nuovo calcio di punizione. Battuto velocissimo al limite dell'area, la conclusione, Santarelli ancora plastico, un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto al limite dell'area di rigore, anche in inferiorità numerica, sta giocando con grande grinta, ora il Bacci guadagna un altro calcio di punizione. Va Caponetti con il destro, palla fuori. Gioca veloce Santarelli vicino. Da questa parte Barbarella va via molto bene, fronte destra, la mette al centro, poi palla scodellata fuori. Bacci che paradossalmente sta giocando meglio proprio ora che è in inferiorità numerica. Ancora da quella parte viene chiuso molto bene il passaggio in verticale. Ancora rimessa al limite dell'area, pallone che poi si spegne fuori. Pallone giocato fuori. Possibilità di contropiede ora lì da quella parte dove Empoli la tiene in campo. Cambio di gioco dall'altra parte, Barbarella la spizza di testa e guadagna un corner. Cross al centro sul secondo palo, lo stacco di testa. E bocca ancora il portiere. Il Bacci che prova a reagire da questa parte. Bacci ancora in possesso. Da questa parte. Cercano una sovrapposizione che non arriva. Ora c'è un compagno lì vicino, Placido l'ha servito bene. Il servizio poi del compagno di ritorno non è preciso. Rimessa battuta corta da questa parte, poi il cambio di gioco. Zamperini. Nolano. Il Cotton che nella seconda parte della seconda frazione di gara ha smesso praticamente di giocare, cercando semplicemente di contenere gli avversari, e ci è riuscito molto bene fino ad ora. Zamperini. Il taglio interessante sul secondo palo, messa al centro, poi sul secondo palo e arriva ancora il gol dell'8-0. È stata ancora Lefebvre. Cotton che ora può stare veramente tranquillo, arbitro che fischia la fine del match, non c'è più tempo.
Arbitro che fischia alla fine del match, il Cotton Club vince 8-0, non c'è partita, sale a 17, la striscia di vittorie consecutiva, il Bacci rimane ferma a quota 26 punti.